si riempiono totalmente di acqua, in particolare nella zona di Epipoli, dove noi abbiamo raccolto delle segnalazioni e delle lamentele. Siamo in via Sbesta, esattamente nella località dove da questa mattina è stata aperta al pubblico la nuova piscina comunale. Alle mie spalle l'ampia, l'ampissima vasca profonda, qua i cittadini e i residenti in particolare ne sono particolarmente felici, e dalle prime ore del giorno che attraversano a nuoto la strada c'è chi sta lanciando dalle finestre per approfittare della nuova attività sportiva. Lei questa mattina ha deciso di attraversare a nuoto via Sbesta, come Quindi acqua. Sì. siete casualmente qui, state per presentare un progetto alla scuola, in questo momento sembra proprio che abbiano altri problemi, avete dovuto guardare la strada. Infatti purtroppo questo è il problema che ogni anno la Pizzuta deve sempre perseguire. Problemi di acqua, problemi di impantanamento, e io spero che al più presto il Comune possa prendere dei seri provvedimenti. Ecco. Insegnante di musica, e ogni giorno attraversa a nuoto la strada. Sì, io diciamo che sono il più fortunato perché di solito vengo con la moto, ma è chiaro che quando piove non vengo con la moto. Trovo qui i ragazzini, i genitori, i nonni che devono accompagnare i ragazzi a scuola, non sanno giustamente come fare. Avete visto, in quel tratto proprio è assolutamente impossibile passare perché c'è solo un piccolo marciapiede, ad un certo punto si interrompe perché giustamente si arriva sulla strada. Professoressa, anche lei sta andando con l'ombrello, non si è portata le pinne, però sarebbe il caso. Ci vogliono gli stivali, altro che pinne, veramente. È impossibile la mattina quando piove qua attraversare, camminare, non attraversare. Ho trovato questa mattina una situazione difficilissima per il raggiungimento della scuola perché le strade erano notevolmente allagate. I genitori, che ovviamente con apprensione accompagnano i loro figli, vorrebbero accompagnarli in zone asciutte, quindi molti si accalcavano con le macchine davanti all'entrata della scuola, impedendo il traffico che normalmente dovrebbe esserci. Molti hanno dovuto mettere i piedi proprio nelle pozzanghere per cercare di arrivare. Voglio dire, non sarà un disagio enorme, ma è un grosso disagio, perché immaginate i ragazzi che poi rientrano in classe, o gli insegnanti che entrano in classe e stanno 5 ore poi completamente bagnati.